Meglio. Possiamo testare in 30 secondi il collegamento Sì. con un altro super ospite di quest'oggi, così poi passiamo anche in FM e facciamo sul serio. Salvatore, vediamo Eccolo, perfettamente. buongiorno Salvatore. Buongiorno Salvatore, ci senti? Ciao, buongiorno. Ciao, grazie di aver accettato il nostro invito, Salvatore. Grazie a voi, grazie a voi. Ti vediamo e ti sentiamo perfettamente, per cui Perfettamente. switchiamo il segnale, passiamo Sì. anche in FM e da lì facciamo sul serio. Sì. Ok. Abbiamo ascoltato questa I Am Woman qui in diretta su Radio in questa mattinata di Open Day Cinema. Ivan Scinardo e Eliana Chiavetta, come sempre saremo con voi fino alle 11 e adesso diamo il benvenuto a un altro ospite. Sì, lui è un regista e produttore, sceneggiatore romano, è Salvatore Allocca. In questi giorni è da pochissimo uscito Mancino Naturale. Benvenuto intanto all'interno Salvatore. di Open Day Cinema. Grazie, salve a tutti. Abbiamo riscontrato davvero tanti consensi attorno al film, è una storia molto bella, molto interessante, hai messo insieme anche un cast d'eccezione, sei contento di come sta andando il film, Salvatore? Beh, sì, sono molto contento perché il film, insomma, vedo che raggiunge il cuore del pubblico, lo tocca anche proprio alla pancia, quindi questo mi fa molto piacere, perché è un film, cioè nelle intenzioni doveva essere un film appunto che emozionava facendo sia sorridere che piangere e vedo che questo, insomma, raggiunge pienamente l'obiettivo, quindi bene. Bene, sono contento, vedremo il trailer quando appunto dirà Eliana, ma io ho visto, ho letto anche tante dichiarazioni, tante interviste, devo dire che hai gestito la Gerini in maniera veramente straordinaria. Poco fa Francesco Allocca ci diceva, Francesco Colella, perdonami, ci diceva il regista Allocca, era come se, mi ha colpito molto questa metafora, è un po' come il lievito che deve far fermentare il pane. Non so, Pasta del pane. La pasta del pane, quindi l'aveva già usata. Sì, me lo dice sempre. Voglio dire, hai i tuoi tempi di osservazione, allora. Sì, io sono un po' flemmatico, però Ecco. comunque sia, poi ho le idee chiare, quindi so farmi capire. Insomma, loro sono stati molto bravi a seguire le indicazioni e a dare poi il meglio di loro in questo progetto, quindi sono molto contento. Dai. Se vogliamo far entrare un po' di più chi ci segue anche in questa realtà, possiamo sfruttare il potere delle immagini. Noi facciamo la radio, ma Facebook, lo streaming, ci permette anche di usufruire del mezzo visivo. Quindi cosa guarderemo, Ivan? Ma guarderemo il trailer di Mancino Naturale, entreremo appunto nel film. Io ho tante domande da chiedere a Salvatore, ma intanto lo facciamo subito sì. dopo il trailer. Allora guardiamo questo trailer mentre alla radio c'è spazio per la musica con questa Mercy. Con questo torneo ci giochiamo il futuro del ragazzo. Marcello! Isabella carissima! Per prendere parte al raduno un modo ci sarebbe, ma ci sta un costo. Senti Vittorio, a me mi servirebbe un anticipo questo mese. I soldi li trovo, Marcello! I soldi li trovo! Ho preso un secondo lavoro. Ma mi ha detto tua madre che adesso entri in una squadra importante. C'ho un sinistro, mamma mia, una bomba! Oh. Il mondo è pieno di talento, ma altri 3.000, Isabella, fra 2 giorni. Senta, scusi, noi siamo qua per Provino. Ma signor, qui sono tutti per Provino. Siete bravi, siete proprio bravi. Te e quell'altri traffichini, come si chiamano, cianfraglia. Talento non basta. E ti coprirò le spalle durante il temporale, solo se ti fiderai, Mancino Naturale. Ti coprirò le spalle durante il temporale, solo se ti fiderai, Mancino Naturale. Ma tu sei una sociale? No, sono solo un mancino.
Ed eccoci tornati, stavamo vedendo queste immagini, fra 2 minuti torneremo anche in FM, intanto siamo veramente curiosi, io sono veramente curiosa di arrivare poi a vedere questo film. Ma sì, perché fra le note di regia che appunto mi ha mandato l'ufficio stampa, parla di un film connotato da forti elementi umoristici tipici della commedia romantica, una mescolanza di dramma e commedia che riflette la vita quotidiana di tutti i giorni. È così, Salvatore? È una storia di fondo che si può riscontrare non solo oggi ma anche nel passato e probabilmente anche nel futuro, può essere anche un monito per tanti. Beh, sì, secondo me sì, perché comunque attraverso la storia di questa donna ossessionata dal suo sogno, no? Che questo ragazzino diventi un calciatore, abbia una chance per entrare in un grande club, possiamo in qualche modo, no, rivedere tanti genitori e tante persone magari che abbiamo visto sui campetti di calcio, ma non solo poi, perché poi il calcio diventa una metafora in qualche modo, no, della vita. Cioè, quante volte vediamo genitori che spingono i loro figli verso un futuro che magari non è quello che vorrebbero realmente, no? Sono più genitori che proiettano sui figli le proprie aspirazioni, le proprie frustrazioni e li spingono, no, con tutta la forza verso un destino segnato da loro, ma magari questi ragazzi vorrebbero solo essere degli adolescenti come tutti gli altri, oppure fare altro. Ma dicevo, questo si può estendere a tanti campi, al mondo dello spettacolo, ma anche al mondo del lavoro. Cioè, quanti di noi sono stati forzati magari a scegliere un corso di laurea, no? Anziché un altro. Ecco, quindi da questo punto di vista, secondo me, la storia è universale, e attraverso lo sport, in questo caso il calcio, in un paese in cui si dice, no, che ci sono 60 milioni di potenziali allenatori di calcio, e, insomma, rende questa storia abbastanza universale. Direi proprio di sì. Torniamo anche in FM nel frattempo. Sicuramente, trattandosi di calcio, questo argomento può attirare tanta più gente. Stiamo parlando dello sport nazionale, nonostante, non so, dopo l'eliminazione dai mondiali, dalla possibilità di partecipare ai mondiali, non so se qualcuno inizierà a rinnegare la propria fede calcistica, però di giovanissimi che sognano di fare calciatori, di genitori che sognano di sfogare magari le loro frustrazioni della propria vita nei sogni per il futuro dei propri figli, ce ne sono tanti. Allora ecco che il film di cui vi stiamo raccontando quest'oggi diventa un film da guardare con ancora maggiore attenzione. Salvatore Allocca, il regista, in collegamento con noi. Ovviamente mi viene spontaneo chiederti, ma tu hai un rapporto con il calcio nella tua vita personale? Sinceramente no, nel senso, io non sono un tifoso e non ho mai giocato a calcio a livelli, diciamo, agonistici, ecco. Si giocavo da piccolo, poi ero talmente schiappa e mi mettevano sempre in porta, quindi diciamo non l'ho mai perseguito in maniera, ecco, completa, però insomma mi è sempre interessato in qualche modo, e poi ho mio padre che era un grande tifoso, e quindi da questo punto di vista poi è un ambiente che conosco. Poi ho un nipote che gioca a calcio, che è un giovane calciatore, quindi ho visto da vicino, insomma, questo mondo, ecco, dei campetti, dei genitori sugli spalti, il calcio giovanile, insomma. Basta anche a volte aprire un giornale, perché episodi anche di cronaca di risse di genitori, di insulti agli arbitri, di queste cose, anche proprio fra i più piccini, nelle partite magari anche dei più piccini, non sono casi rari e isolati. Quindi, sì, io ricordo tra l'altro un cartello che lessi, che era attaccato sugli spalti di uno di questi campetti dove abbiamo girato, che recitava più o meno così: signori genitori, ricordatevi che questo è solo un gioco, quindi quando strillate, alzate la voce contro i vostri figli, non lo fate, perché comunque stanno giocando a calcio. Ecco, questo è bello come messaggio. È vero, è vero. Senti Salvatore, raccontiamo un po' del tuo percorso professionale. Tu esci dal DAMS e realizzi il tuo primo cortometraggio, che è Crackers, nel 2006, che ti porta a vincere il tuo primo premio come miglior film alla Festa del Cinema di Roma. Da lì hai capito che quella era la tua strada e la tua vocazione.
Sì, 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 è vero. Io, diciamo, al DAMS ho avuto anche la fortuna di imparare, diciamo, tante cose, anche a montare. E io, infatti, all'inizio volevo fare il montatore, e poi mi sono accorto, insomma, che con i registi non ci volevo lavorare, ma volevo più raccontare le mie storie. E quindi da lì, piano piano, ho iniziato a fare i primi cortometraggi. Crackers, diciamo, è il primo cortometraggio professionale, ecco, che ho fatto, che ebbe un grandissimo riscontro, e poi pian piano ho fatti altri, sono arrivato a fare il primo film. Esatto, dico, nel 2011 la 20th Century Fox ti distribuisce il tuo primo lungo, Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato, titolo Sì. un po' lungo alla Wertmüller, ma di grande efficacia. Beh, sì, quella fu la primissima propria esperienza, poi fu una coregia. Infatti io dico Sì. sempre che adesso ho fatto 3 film, adesso sono al 2,5, no? Poi arriverò al mio 8,5. Sì, E- vai. Sì, diciamo, quello fu un'esperienza in cui ci capitai dentro, perché il produttore esecutivo di quel film, che era Marco Quintili, aveva prodotto il mio primo cortometraggio, e quindi mi propose, insomma, di affiancare l'altra regista in questa esperienza. Io ti ricordo a Venezia nel 2018 con la Gita, dove hai vinto la miglior regia la 75esima edizione del festival, la sezione Premio Migrarti. È un film che comunque ti ha dato tante soddisfazioni, la Gita. Sì, è un cortometraggio, quello che mi chiede tantissime soddisfazioni, e tra l'altro lanciò sullo schermo Filippo Scotti, perché Come non è, no? non è Sorrentino, uno dei primi. L'ho inventato dei primi io, lavori. diceva Baudo. L'ho inventato io. No. Però ecco, mi fa piacere, ecco, che poi abbia avuto, che adesso stia avendo tanto successo Filippo, che saluto. E sì, quello fu un corto, io perché poi i cortometraggi non l'ho mai abbandonati del tutto, cioè il mondo dei corti, perché a me piace molto raccontare con la forma breve, è un altro tipo di fare cinema. È anche un linguaggio. È proprio un altro linguaggio, perché dire con poco, però allo stesso tempo emozionare, raccontare una storia che poi deve avere comunque 3 atti alla fine. È forse più È difficile anche. difficilissimo. Esatto, Sì, bravo, sì. bravo. Perché comunque in poco devi far passare un messaggio forte e comunque raccontare una storia. Sì, sono d'accordissimo. Infatti è una bellissima palestra, secondo me, con la quale tutti si confrontano per esordire, per iniziare a fare le proprie cose, ma secondo me dovrebbe essere anche un allenamento costante, ecco, cioè non smettere mai di fare cortometraggi, perché è come raccontare una poesia, Sì. in qualche modo. Senti Salvatore, ho una curiosità, tornando al film in sala in questo momento, che è Mancino Naturale. Com'è stato gestire e dirigere 2 giganti come Massimo Ranieri e Katia Ricciarelli? Ma guarda, A proposito quando di hai a Pippo che Baudo. fare con queste personalità, poi ti stupisci sempre, perché loro hanno, cioè, sia Claudia che Massimo, in realtà non il doppio, ma il 100 volte più esperienza di me, ma nonostante questo si sono messi a disposizione, cioè io ero il regista, avevano capito che avevo la mia visione, e si sono messi proprio a disposizione. Poi chiaramente si va a discutere certe volte, perché ognuno ha le proprie idee, però poi quando, ad esempio, Claudia capiva che io la vedevo in un modo, lei poi mi seguiva, quindi ecco, l'umiltà di queste persone è veramente sorprendente. Poi anche quando hanno di fronte magari un giovane, poi si mettono comunque a servizio, e questo secondo me è una qualità proprio dei grandi. Sì. Ma senti, una curiosità, la Ricciarelli era prima o dopo Il Grande Fratello? Era prima. Sì, infatti si siamo sorpresi che poi ha avuto questa seconda vita poi subito dopo con Il Grande Fratello, mi sembra che era tipo in finale, o sì. proprio ha rischiato di vincere, mi pare, no?
È vero, è vero. No, non l'ho seguito molto, però so così da notizie. Senti Salvatore, il film avrà questa circuitazione ovviamente in sala, prenderà appunto altre vie, altre strade, e adesso la faccio io la domanda di rito. Stai già domanda. Lavorando al prossimo? Beh sì, diciamo ne ho più di uno, certo. sto lavorando diverse produzioni e abbiamo dei progetti in sviluppo, a vari stati di sviluppo, perché sai, per arrivare a fare un film di solito ci voglio dai 2 ai 5 anni, no? Quindi cioè la cosa, secondo me, ecco, questo pure è un suggerimento che do a chi vuole fare questo lavoro, è proprio avere più progetti in ballo, perché tu man mano che li porti in sviluppo passa del tempo e quindi uno inizia magari a prendere un fondo, inizia ad andare un po' avanti e nel frattempo ne metti in cantiere un altro. Perché è un processo proprio lungo, sì. Arrivare a fare non solo è lungo il film, ma è anche il processo per arrivarci è estremamente lungo e faticoso. E questo è un ottimo consiglio, visto sì. che in tanti che desiderano fare questo mestiere sì. ci seguono. Sì. Noi ti ringraziamo, Salvatore Allocca, per essere stato qui con noi oggi. Correte al cinema a vedere Mancino Naturale. Correte, andate in sala, staccatevi da questo divano, andate al cinema. Esatto, hai fatto bene a sottolinearlo. Grazie ancora, a presto. Complimenti. Ciao Salvatore. Ciao. E adesso c'è spazio per la pubblicità, ma poi torniamo ancora in diretta, ancora tante cose da raccontarvi in questo Open Day Cinema. I consigli di